Buonasera e benvenuti a Sette Sere. Iniziamo questa nuova settimana parlando di salute. Lo facciamo però in modo un po' particolare, infatti non andremo a scoprire dei precisi percorsi terapeutici come facciamo spesso qui nel nostro salotto, ma faremo un passo indietro per conoscere le strutture, le organizzazioni e i servizi in favore di chi ha bisogno. Inizieremo parlando del settore pubblico per poi arrivare a scoprire un'associazione che da anni lotta contro la disabilità sia a livello medico ma soprattutto anche a livello culturale. Allora vi do subito il benvenuto ai miei primi ospiti di stasera. Buonasera a Giorgio Scivoletto, direttore generale dell'ASL Milano 1, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera anche a Giuseppe Calicchio, direttore sociale dell'ASL Milano 1. Buonasera. E benvenuto a Luigi Festa, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL Milano 1. Buonasera. Eccoci qua, allora iniziamo subito a parlare della sanità italiana, un sistema sanitario che va bene, che funziona e secondo gli standard europei, che però è un sistema che ogni tanto si intoppa. Purtroppo quando ci sono questi stop i casi vanno alla cronaca, si finisce con casi veramente gravi, ma questa sera io vi voglio ringraziare per aver prestato le vostre professionalità per far conoscere invece i lati eccellenti del servizio sanitario che abbiamo qui in Italia, perché con voi scopriremo noi cittadini qual è il percorso giusto da fare, quali sono i servizi a disposizione nostra, scopriremo quindi una fruizione più consapevole di tutto il servizio sanitario. Ma allora, per essere consapevoli, iniziamo subito a capire qual è la struttura di questa funzione sanitaria. Allora, si sente parlare di azienda ospedaliera, di ASL, che cosa sono? Sono la stessa cosa? Sì, sono io a ringraziare la disponibilità che ci fornite di raccontare quanto su questo territorio e sul territorio lombardo in particolare su cui elaboriamo io insieme al dottor Calicchio e al dottor Festa nella stessa azienda, per l'opportunità che ci date di raccontare ai nostri telespettatori. Quindi l'azienda ospedaliera è come dire, una articolazione del sistema sanitario insieme all'azienda sanitaria locale di cui in questo momento sono direttore generale alla Milano 1. Il sistema sanitario lombardo dal 1997 è stato suddiviso in strutture erogatrici, cioè coloro che erogano prestazioni, servizi alla popolazione, alla cittadinanza, e istituzioni, l'ASL in questo caso, che si preoccupano di organizzare, programmare, definire i progetti, i servizi, l'assistenza da garantire sul territorio e come dire, vigilando anche sulle strutture che forniscono queste prestazioni. Alcune di queste istituzioni sono le aziende ospedaliere e poi c'è una rete di servizi costituita dal privato accreditato, quindi aziende ospedaliere private accreditate, e una rete importante, soprattutto in Lombardia, di unità di offerta sociosanitarie. Tutto questo costituisce un sistema a rete che ogni giorno viene promosso in maniera attenta verso la qualità, l'ascolto che il cittadino esprime, e quindi Regione Lombardia, come dire, spinge verso un'attenzione alla qualità del servizio e all'appropriatezza del servizio. Noi ci facciamo portavoci e come dire, garanti dell'assistenza ai cittadini del nostro territorio. Certo. Ecco, c'è anche da dire che noi prendiamo a riferimento Regione Lombardia, nello specifico l'ASL di Milano, perché è uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio. Faremo però dei paragoni con il resto delle regioni, perché c'è da dire che il servizio sanitario pubblico è un qualcosa che serve capillarmente tutta l'Italia, per cui anche voi che siete al di fuori della Lombardia e ci state seguendo potrete comunque riscontrare le stesse informazioni anche nella vostra regione. Allora andiamo avanti e cerchiamo di capire bene quale marcia in più ha questa strutturazione, questa pluralità di offerte di servizi, ma soprattutto di controlli. Certo, ma il sistema lombardo garantisce la separazione delle funzioni e questa è una garanzia per il cittadino nel momento in cui fruisce di una prestazione, che quella prestazione viene attentamente controllata, e in questo caso è l'azienda sanitaria locale, quindi noi attraverso i servizi di medicina preventiva medica, i servizi di medicina veterinaria, attraverso la direzione sociale, quindi il Dipartimento ASSI, a garantire che i servizi siano veramente di qualità ed appropriati. Non tutte le regioni italiane hanno la stessa tipologia di organizzazione, in quanto in altre regioni italiane
azienda ospedaliera e azienda sanitaria locale possono essere un'unica entità. Ovviamente questo riduce la trasparenza tra il controllore e il controllato, quindi il cittadino in Lombardia può sentirsi tranquillo perché chi eroga è un soggetto diverso da chi controlla. Certo, assolutamente. Allora adesso iniziamo ad addentrarci nei vari servizi offerti, parliamo dell'assistenza più sul ramo sociale, ma iniziamo partendo da questo. Si sente sempre parlare di welfare, di nuovo welfare soprattutto. Allora, che cosa significa? Significa, intanto ancora rinnovo il buonasera, significa riconnettersi a quel disegno più complessivo che il direttore stava posizionando in termini di capacità di arrivare a raggiungere il cittadino rispetto alla complessità e alla particolarità della propria fragilità. Una delle peculiarità già sottolineata ma che è importante richiamare in modo specifico parlando di sistema di welfare sociosanitario in integrazione anche col welfare sociale che è il welfare di governo diretto dei comuni, è la capacità di arrivare in modo molto capillare, molto puntuale a riconoscere lo specifico bisogno della persona di fragilità e di debolezza sociale e definire un percorso di presa in carico e di accompagnamento di questa persona. Regione Lombardia ha come peculiarità appunto questa puntuale capacità di aver declinato unità d'offerta su singoli bisogni. Quando si parla di Regione Lombardia si parla di più di 50.000 posti letto di RSA, di strutture per anziani, il nostro piccolo tassello senza giganteggiare sull'orizzonte regionale che è di competenza della Direzione Generale Famiglia, è una realtà di 4.500 posti letto, ma significa anche avere strutture residenziali specifiche per le persone disabili, avere strutture che accompagnano le persone o disabili o anziane nella loro esperienza di vita giornaliera, quindi dei centri diurni per anziani e per disabili, significa l'importanza di una enorme rete sconfinata di cure domiciliari per consentire alla persona fragile di mantenere il proprio vissuto a domicilio, quindi la capacità di incontrare la persona nella sua esperienza di vita, rispondere al suo bisogno e consentirle di proseguire in nel valore aggiunto del continuare a vivere nella normalità. Certo, quindi una molteplicità di servizi che però rispondono ovviamente a un grande numero di cittadini che hanno bisogno, ma riescono a dare quindi una risposta differenziata, quasi soggettiva, anzi senza il quasi, soggettiva. Per ogni richiesta, esatto, c'è un percorso fatto di professionisti e di servizi che ci sono e vanno di pari passo con la vita e lo sviluppo del cittadino. Ma cerchiamo anche di capire un altro settore, un altro ramo sempre dell'assistenza, si parla di Dipartimento di Prevenzione Veterinaria. Allora qui subito si pensa agli animali, ai nostri migliori amici. Allora c'è un dipartimento che si occupa solo di loro o c'è anche qualche cosa in più? Sicuramente, buonasera innanzitutto, sicuramente c'è qualche cosa in più perché pur partendo dal discorso degli animali molto spesso vengono associati ai piccoli animali, agli animali d'affezione, mentre invece c'è tutto un mondo che si riconnette soprattutto con l'attività principale svolta dalle attività di prevenzione che sono rivolte alla tutela del consumatore in particolare, quindi con un'ottica impostata sulla sicurezza alimentare per la maggior parte. Anche qui ci sono delle differenze eventualmente nell'ambito nazionale, tengo presente che c'è anche una differenza in ambito europeo perché molto spesso la tutela della sicurezza alimentare, contrariamente a quanto avviene in Italia, è deputata ad altri settori che non fanno parte del Ministero del Servizio Sanitario, ma sono diciamo così, meno indipendenti e questo magari può essere stato causa di alcuni problemi nel passato. Per quanto riguarda noi facciamo parte nell'ambito dell'azienda sanitaria locale, della parte di prevenzione che è sviluppata naturalmente non solo dalla componente veterinaria ma anche a maggior ragione anche dalla parte medica perché ha una componente rivolta soprattutto anche direttamente agli utenti, ai cittadini e poi svolge anche delle attività nell'ambito della sicurezza alimentare integrandosi con le altre strutture di cui io comunque faccio parte. Questa attività viene sviluppata anche qui capillarmente
e questo è un vantaggio secondo me non indifferente proprio per tutto il percorso di controlli che deve interessare tutta la filiera produttiva fino ad arrivare al consumatore alla fase di somministrazione. Certo, assolutamente. Allora, tutte cose molto interessanti che è assolutamente doveroso approfondire. Questo lo faremo tra un attimo, ma prima di andare in pubblicità dedichiamo un attimo ancora allo sforzo importante che fa questo sistema sanitario, l'azienda sanitaria locale, in favore proprio dell'informazione verso il cittadino, perché sì, percorsi di competenza, di qualità, ma percorsi che noi dobbiamo conoscere, per cui questo è un primo servizio importante, il voler comunicare con il cittadino. Allora, come si fa? Ci sono vari modi, ovviamente c'è la stampa, ma c'è anche un sito, ci sono anche dei numeri utili, certo. Insomma, volete arrivare? Certo, no, era il motivo per cui ringraziavo voi di questa partecipazione, perché noi, come dire, mettiamo a disposizione competenze, opportunità, costruiamo percorsi assistenziali, opportunità per i cittadini anche di prevenzione. È estremamente importante comunicare, informare, quindi organi come quello odierno sono estremamente importanti, quindi ci sono dei numeri verdi a cui accedere per informazioni, i siti e ovviamente sedi distrettuali dove chiedere informazioni ogni giorno. Certo, assolutamente. Allora i numeri verdi li vedete in sovraimpressione, vi voglio però anche dire, specificare il sito www.salute.gov.it, che è il sito dove potrete trovare la vostra ASL di riferimento, per cui se non siete lombardi lì potrete sapere a chi riferirvi. Adesso vediamo un pochino di pubblicità, però restate con noi perché i nostri specialisti rimangono qui e continueranno a spiegarci i servizi proprio nello specifico. A tra pochissimo.